continuano ad arrivare a noi, ma immagino un po' a tutti, delle segnalazioni appunto sulla impossibilità o sui ritardi nell'ottenimento, a parte del Green Pass, ma anche dei certificati di guarigione, dopo il tampone negativo che certifica la guarigione, appunto. Il 21 gennaio scorso è stato avviato questo nuovo sistema informatico messo a punto dalle aziende sanitarie e da INSIEL, che avrebbe dovuto sia semplificare il procedimento, ma anche smaltire, diciamo così, il pregresso accumulato nelle settimane precedenti, soprattutto per quanto riguarda appunto i certificati di guarigione. Sebbene insomma, questi certificati dovevano arrivare attraverso un SMS, il nuovo sistema appunto messo a punto da INSIEL, in molti casi questo non avviene, oppure ovviamente questo provoca ulteriori ritardi, anche perché senza il certificato di guarigione è quasi impossibile poter fare alcunché. E quindi abbiamo elaborato questa interrogazione per chiedere alla Giunta la contezza insomma, della situazione attuale e quali sono le azioni correttive che da mettere in campo sia per quanto riguarda le aziende sanitarie, ma soprattutto per quanto riguarda invece INSIEL, per risolvere i problemi che sono ancora irrisolti. Grazie. Grazie, prego il signor Riccardi. La variante Omicron ha causato un picco pandemico di dimensioni inaspettate nel corso dei mesi di dicembre 21 e gennaio 22. Alla data del 21 gennaio erano stati registrati 45.000 positivi in regione. Tale numero versava il 5% della popolazione intera del territorio, un numero di persone da prendere in carico che nessun servizio sanitario avrebbe potuto affrontare nell'immediatezza. La messa in opera di un sistema automatizzato di inoltre di certificazione di fine isolamento ha smaltito progressivamente la maggior parte delle pratiche di certificazione, ma tale inoltre prevede comunque una supervisione da parte degli operatori sanitari che hanno dovuto affrontare i numeri di cui sopra. Le certificazioni di fine isolamento guarigione, una volta trattate, generano automaticamente un flusso di dati che produce il Green Pass, documento che è stato ottenuto dalla maggior parte dei cittadini positivizzati negli ultimi mesi, tranne alcune eccezioni la cui generazione è stata ritardata da errori umani o dei sistemi informativi. Tali procedimenti errati sono stati presi in carico e trattati dagli operatori INSIEL, dalla Direzione Salute e dalle aziende sanitarie che hanno lavorato ininterrottamente in tutti i giorni della settimana per smaltire le richieste pervenute. Al di là di quello che è scritto, voglio riconoscere che ci siano stati oggettivamente dei disagi. Questo abbiamo cercato di recuperare nella complessità delle dimensioni che il fenomeno ovviamente si è presentato con il carico che vedeva inevitabilmente il passaggio dai dipartimenti di prevenzione. Signora D'Alzò. Sì, io ringrazio l'assessore Riccardi, ma mi sarei aspettata in realtà che a rispondere fosse l'assessore che ha la delega ad INSIEL, visto che è un problema, a parte le aziende sanitarie che capisco bene che hanno dovuto gestire un'enorme mole di casi e di certificazioni, ma il problema principale sicuramente è dato dalla parte informatica, diciamo così. Ad esempio io avevo il certificato di guarigione sulla piattaforma, ma per 2 settimane ho dovuto aspettare che INSIEL mi chiamasse perché non potevo scaricarlo. Quindi, e come me tante altre persone che ci hanno contattato, quindi mi sarei aspettata che a rispondere fosse un altro assessore. Ringrazio l'assessore per la risposta